darei la parola naturalmente per prima alla sindaca di Annone Veneto. Grazie. Prima nel salutare il dottor Cutaia ci siamo chiesti reciprocamente come va e io ho risposto va meglio di un anno fa. Un anno fa di questi tempi eravamo tutti piuttosto in fibrillazione per questi arrivi, questi sbarchi, eccetera. E mi sono trovata anch'io con la mia amministrazione travolta da questi eventi. Uso un termine forte, forse, essere travolti, perché così è stata una situazione complicata, forse non del tutto in attesa, ma comunque per cui uno non si aspetta mai di doverci passare e poi le cose capitano. Io la faccio molto breve perché ho già ampiamente in altre occasioni anche raccontato e riferito che cosa poi è avvenuto, come è stato gestito il tutto, l'arrivo di un gruppo di bengalesi che erano i ragazzi della palestra ad Annone Veneto il 2 settembre. Però devo dire una cosa, poi tutto il sostegno del volontariato e dell'Associazione Migranti e di Roberto che ha coordinato un po' tutte queste forze di volontariato che si sono manifestate qui a Portogruaro è stato importantissimo per noi, questo è primo. La seconda cosa importantissima per un sindaco, per un amministratore pubblico è avere comunque sapere di non essere solo e avere con lui o con lei una squadra, e io l'ho avuta ed è quella dei miei assessori, dei miei consiglieri. Oggi è qui il vice sindaco Andrea De Carlo e qui l'assessore ai servizi sociali Paola De Mori. Però ricordo anche tutti gli altri, noi ci siamo trovati tutti compatti, sia nella situazione così che si è creata a luglio quando sembrava che insomma, le cose fossero così, quando fummo messi insomma, duramente alla prova, e poi successivamente quando nei mesi successivi, quando abbiamo continuato insomma, a doverci confrontare con questa situazione e con le altre su cui prima o poi ironicamente ha così cercato di Roberto con la sua consueta intelligenza e ironia ha cercato un po' di toccare e non toccare, ma che si sono capite benissimo, insomma, ecco. E poi anche noi abbiamo fatto quel lavoro iniziale grazie al supporto appunto del lavoro già fatto a Portogruaro. Io mi ricordo che a settembre scrissi utilizzando i fogli parrocchiali, poi perché sono uno strumento di diffusione capillare, che avrei voluto che ad Annone Veneto si realizzasse quel progetto, quello stile di accoglienza che si era già verificato a Portogruaro, e così è stato. Così è stato, noi abbiamo insieme con, mi ricordo, gli amici della Croce Rossa, gli amici dei vari comitati, dei vari gruppi della Portogruaro Solidale, incontrato il volontariato di Annone Veneto, alcune associazioni che poi ci sono state vicine, e quindi questo cammino, mettendo assieme queste forze, queste risorse locali, alla fine si è rivelato vincente, diciamo così, o comunque è stata una risorsa eccezionale, anche di fronte alle difficoltà che abbiamo avuto anche noi nella gestione della prima fase con un'altra cooperativa. Poi dal 1° gennaio sono entrata nel CSSA e diciamo il discorso è molto, molto cambiato ed è molto migliorato. Da alcuni giorni, dopo aver sottoscritto un protocollo d'intesa tra comune, prefettura e associazioni locali di volontariato, i ragazzi hanno cominciato a fare attività, diciamo lavori di pubblica utilità in forma volontaria sia per il comune che per la parrocchia, e quindi questo con grande soddisfazione loro e con grande insomma, anche apprezzamento da parte nostra e della cittadinanza tutta.
ragazzi sono quel gruppo di ragazzi bengalesi che sono qua davanti, che io ringrazio anche perché in occasione non ho avuto modo di farlo, perché non li ho mai incontrati tutti assieme, li incontro adesso e li ringrazio per le belle parole, la bella lettera che hanno scritto dopo i fatti di Dacca, di solidarietà e di presa di distanza naturalmente nei confronti di quelle tristi vicende che sono avvenute. Ecco, diciamo che in questi tempi bui e oscuri da un punto di vista così anche delle situazioni che si verificano a livello internazionale ma che ci toccano anche molto da vicino, diciamo che forse questa che Roberto ha giustamente chiamato un'opportunità si è rivelata alla fine anche una esperienza che ha dimostrato che un'alternativa c'è, una possibilità di costruire insieme dei buoni rapporti, di costruire insieme la pace che poi parte da queste cose. Quindi io ringrazio il prefetto anche per il sostegno che mi ha dato fin dall'inizio. E lo ringrazio anche di essere qua oggi per ascoltare la nostra testimonianza e salutare i nostri ragazzi e ringrazio tutti.